Buongiorno, buon inizio settimana in diretta come sempre per raccontarvi tutte le notizie del nostro territorio, tanti collegamenti con le nostre redazioni ma anche tanta cronaca. Fra pochi minuti ci collegheremo a Motta di Livenza con il nostro Cristian Arboite perché c'è stato un incendio devastante in un capannone tuttora in corso, i mezzi dei vigili del fuoco. Ovviamente sentiremo quali sono le novità di questo incendio, ma in apertura anche sempre da Treviso un altro fatto di cronaca avvenuto nella mattinata a Pederoba in via Margherita, dove c'è stato un investimento purtroppo con esiti mortali. La vittima è una signora anziana che è stata travolta da un mezzo di contarina. Nulla da fare purtroppo per gli operatori del SUAM giunti sul posto. La donna è morta quasi sul colpo. Ovviamente ci collegheremo anche con i nostri colleghi per avere delle notizie riguardo a questo ennesimo incidente stradale sulle strade della Marca. Ed ora invece proviamo ad andare subito a Motta di Livenza, dove l'abbiamo annunciato in apertura. C'è stato un rogo, un incendio davvero devastante nella notte. Vedo già sullo schermo il nostro Cristian Arboite. Cristian, buongiorno, quali sono le novità? Buongiorno Daniela, buongiorno a te e a tutti i telespettatori di Antena 3, anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica e che a breve ti mostrerà quello che sta ancora accadendo qui in via Magnagola. Siamo in zona industriale a Motta di Livenza, dove è in corso una vera e propria mobilitazione, quasi 40 gli operatori che stanno operando, stanno lavorando senza soluzione di continuità da questa notte, dalle 2:40 all'incirca, quando un passante ha visto le fiamme alte in cielo. Da lì appunto la mobilitazione, sono arrivati uomini dalle stazioni di Conegliano, Motta di Livenza, il distaccamento qui vicino di Motta di Livenza, da San Donà di Piave e anche da Mestre. Dalla centrale di Treviso, anche dal comando di Vigili del Fuoco di Venezia. Quasi 40 operatori. Sì, esattamente, circa 40 operatori, siamo qui dalle 2:40 del mattino, attività commerciale con varie attività annesse all'interno di diversa tipologia, circa 20.000 metri quadri di capannone. Insomma, danni ingenti. Adesso stiamo completando le opere di spegnimento, poi successivamente faremo le attività di polizia giudiziaria. Ecco, le fiamme stanno ancora divorando quello che resta del magazzino, quindi come state operando? L'emergenza è ancora in corso, non può dirsi finita? Sì, allora diciamo l'emergenza per quanto riguarda le opere di spegnimento è ancora in corso. Diciamo che i quantitativi materiale e anche le condizioni attuali del tempo, quindi le raffiche di vento di certo non aiutano le opere di spegnimento, però insomma abbiamo la situazione sotto controllo. Ecco, le chiedo, all'interno c'erano aziende che si occupavano di varie attività, quindi imballaggi, legno, forse materiale elettrico? Sì, ci sono aziende che hanno sostanzialmente materiale elettrico, aziende che depositano materiali tipo legno o componenti relativi al legno, e poi ci sono altre attività annesse con una carrozzeria e altre attività commerciali. Ecco, in mattinata poi sono qui presenti anche i proprietari, la proprietaria in particolare, che ha detto anche siamo disperati e non potrebbe essere altrimenti, e chiaramente si sta anche indagando e si indagherà quando sarà possibile sulle cause di questo rogo devastante. Colpa, dolo, non si può escludere nulla in questo momento, ispettore? Sì, come tutti gli interventi di soccorso tecnico urgente, noi non escludiamo nessun tipo di ipotesi, quindi nelle more delle opere di spegnimento poi faremo tutte le indagini necessarie per capire le cause dell'innesco. Ecco, ispettore Di Battista, parlando anche alla popolazione, ci sono rischi per la popolazione? Sono state fatte le analisi da parte dell'ARPA?
Allora, per quanto riguarda l'incendio, la propagazione dell'incendio, ovviamente ci siamo attivati con l'ARPAV, sono in corso le analisi dei campionamenti che hanno fatto l'ARPAV, allo stato attuale non ho informazioni in merito. È chiaro che siamo di fronte a un rogo che ha provocato centinaia di migliaia di euro di danni, questo lo possiamo dire. Fortunatamente è avvenuto di notte e quindi non ci sono persone intossicate, persone ferite. Come procederete nelle prossime ore, ispettore? Sì, diciamo che le operazioni sono concentrate nello spegnimento dell'incendio dal punto di vista interventistico, quindi la totalità delle operazioni sono concentrate nella bonifica e nella conclusione dell'intervento. Una volta fatto questo poi faremo tutte le valutazioni del caso anche in collaborazione con i carabinieri di Motte di Livenza e con il nostro ufficio di polizia giudiziaria. Ultima battuta, c'è il rischio di crolli? Vedo che il muro è si sta pericolosamente spostando. Sicuramente non escludiamo che possa capitare un crollo parziale di una delle pareti più fortemente danneggiate. Comunque abbiamo delimitato l'area e ovviamente tutte le posizioni dei nostri mezzi e anche l'area stessa è stata delimitata, quindi non c'è l'accesso da parte di nessuna persona. Quindi si opera chiaramente come sempre in tutta sicurezza. Grazie ispettore Di Battista, grazie e buon lavoro a lei e ai suoi uomini. Per il momento da Motta di Livenza è tutto. Daniela con Nicoletta Rizzetto, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto. Noi continuiamo a parlare di incendi perché la notte scorsa c'è stato un altro rogo a Resana, un incendio ha causato danni seri alle strutture del Veneto Grill House, il ristorante a ridosso del laghetto artificiale, intossicato nel tentativo di contenere le fiamme il direttore. Sono arrivato alle 4 e qualcosa e ho cercato di spegnere l'incendio. Come sta adesso? Solo quello? No, bene, è solo scosso. Mattia Mazzon, 43 anni, di Mira, è il direttore del Veneto Grill House, il ristorante di via Boscalto a Resana, pesantemente danneggiato nella notte da un incendio. Nel tentativo di domare le fiamme è rimasto intossicato e ha dovuto fare ricorso alle cure dell'ospedale di Castelfranco, venendo dimesso dopo poche ore. Il locale si trova all'interno del Veneto Cable Park, complesso che abbina ristorazione e attività sportiva a ridosso del laghetto artificiale. Il grill house, di proprietà del montebellunese Carlo Carraretto, era già chiuso quando è scoppiato l'incendio, le cui cause sono ancora al vaglio. Non lo sappiamo. L'ipotesi più probabile è quella di un cortocircuito di uno dei frigoriferi. Le squadre del 115 intervenute da Castelfranco, Asolo e Cittadella hanno lavorato fino al mattino per mettere in sicurezza l'area. Poi il via vai di clienti che, non sapendo dell'accaduto, erano pronti al rito dello spritz, ma si sono trovati davanti al cartello di chiusura del locale. È frequentato molto d'estate e d'inverno ha un bel giro per ragazzi giovani, per ragazzi adulti, per famiglie. È stata una cosa inaspettata e speriamo che non capiti mai, ma una volta che succede un danno del genere ci sono poche cose da fare, bisogna cercare di prevenirle. Anche il sindaco Stefano Bosa si è recato di persona sul posto. Davvero impressionante perché praticamente ha preso fuoco gran parte della parte di ristorazione che aveva la struttura. La struttura che è recente, anche realizzato interamente in legno, bellissimo anche da vedere, però purtroppo quello che è successo l'ha distrutto completamente. La sicurezza nei locali frequentati da molte persone è di drammatica attualità dopo la strage di Crans Montana e anche comuni non molto grandi come Resana cercano di fare la propria parte. Stiamo proprio preparando un vademecum per i locali del nostro territorio, quasi come a metterli, dopo quello che è successo in Svizzera, a mettere un po' sull'attenzione su quelli che possono essere i rischi collegati ad eventi con tante persone, quindi non abbiamo tantissimi locali che organizzano chissà quali eventi, però giustamente nel nostro piccolo cerchiamo di aiutarli, dare anche delle direttive per quanto riguarda la sicurezza degli ambienti.
Ed ora andiamo in Friuli ed esattamente a Tolmezzo, dove c'è stato un intervento nel tardo pomeriggio di ieri dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale Regionale per un incendio divampato in un'area adibita a pascolo di circa 1 ettaro. Il rogo non ha provocato feriti o danni ad unità abitative, le cause però restano tuttora da chiarire e procede la Forestale Regionale. Ed ora il sondaggio che vogliamo proporvi noi oggi, che riguarda dopo i fatti avvenuti di violenza avvenuti all'interno delle scuole, fa discutere ora la proposta del ministro dell'istruzione Valditara dopo l'omicidio dello studente alla Spezia, l'introduzione di metal detector nelle scuole per rilevare la presenza di coltelli e di altre armi. Allora noi dunque vi chiediamo, metal detector a scuola è giusto? Se per voi è giusto rispondete con il sì e lo vedete in rosso 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no in verde lo vedete 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Ed ora noi andiamo a Padova e per parlare di nuovo della morte di Annabella Martinelli, mentre si approfondiscono le chat della ragazza e si attendono gli esiti dell'autopsia, quindi le risposte che ancora mancano. L'esperto di disagio giovanile parla di fenomeno da affrontare senza tabù. Sarà l'autopsia a fugare ogni dubbio sul corpo di Annabella Martinelli, la 22enne trovata senza vita nel bosco a Teolo, impiccata a un albero. La procura è già ragionevolmente certa che non siano coinvolte altre persone, che si tratti di un gesto volontario, ma si cerca la conferma definitiva. L'ultimo particolare che emerge è quello di un cerotto trovato sulla bocca della ragazza, che potrebbe esserselo applicato da sola. Il giorno dei funerali, ancora da stabilire, sarà proclamato il lutto cittadino a Teolo, mentre i familiari hanno deposto dei fiori sul luogo del ritrovamento, mantenendo però il silenzio. Al di là di questo dramma e più in generale, il pensiero corre ai tanti giovani colpiti dal disagio, un fenomeno del quale per fortuna si parla sempre di più. I ragazzi si trovano ad affrontare in questi ultimi anni un mondo un po' diverso da quello delle generazioni precedenti, un mondo in cui le prestazioni sono importanti, ogni cosa che noi consideravamo privata in passato è diventata pubblica tramite i social, in cui si sentono spesso sotto un giudizio permanente dei propri pari. E le famiglie cosa possono fare? Come possono aiutare i propri figli? Le famiglie devono in primo luogo uscire dalla logica del senso di colpa, nel senso che è normale attribuirsi una responsabilità ed è giusto che ci sia chiaramente da un lato una responsabilità, ma uscendo anche dalla logica che ogni forma di disagio sia sempre prevedibile o controllabile. È importante che ci sia uno spazio che crei prevenzione. Ecco, diciamo che la prevenzione del disagio giovanile non passa dalla previsione puntuale di ogni singolo evento o dalla possibilità di annullarlo magicamente. Insomma, del disagio occorre parlare, il malessere dei giovani deve poter uscire allo scoperto e trovare ascolto. Possiamo imparare a parlare del nostro disagio, del nostro malessere, senza patologizzarlo, stigmatizzarlo o considerarlo necessariamente qualcosa di cui vergognarsi. Al contrario, parlare del disagio e dare uno spazio di ascolto al disagio diventa la forma di prevenzione più potente che abbiamo. Ed ora invece ci spostiamo nel veneziano, andiamo a Dolo dove le poste sono bloccate da un mese, ovviamente disagi ma anche le proteste dei cittadini. Ce le parla la nostra Ilaria Marchiori, la vedo già sullo schermo. Ilaria, buongiorno. Buongiorno anche a te Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete ci troviamo qui proprio di fronte all'ingresso delle poste di Dolo da più di un mese nel mirino, perché giacenze e proteste continue da parte dei pensionati, dei cittadini e ovviamente un caso che hanno preso a cuore sindacati ma anche il mondo politico, dal Partito Democratico alla Lega, i consiglieri regionali Vianello e Montanariello, che hanno anche presentato un esposto. Qui insieme a me vedete ci sono molti ospiti. Partiamo subito da Giovanni Conte, presidente Anteas della Riviera del Brenta. Conte, la situazione è allarmante, che cosa è successo, ma soprattutto cosa sta succedendo e come avete intenzione anche voi di muovervi? Si parlava anche di un eventuale class action.
Certo che sì. Allora da novembre tutti i pensionati e tutti i cittadini, le aziende, i commercianti non ricevono posta, non ricevono oggetti a firma, perché Poste ha pensato di consegnare i pacchi natalizi, trascurando tutto quello che è importante per i cittadini, perché le bollette, come ben sapete, se arrivano in ritardo si paga la mora, le multe, tutto quello che concerne gli oggetti a firma sono disagi per i cittadini. Io rappresento una categoria di fragili, i pensionati, come Antes, Riviera del Brenta e come CISL, FNP, noi difendiamo questa categoria, però ci siamo stati coinvolti anche dei commercianti. Allora Poste Italiane ha fatto una scelta diversa, si è messa a consegnare i pacchi e ha trascurato tutto quello che è la corrispondenza. Noi, come dicevate voi, è da novembre, assieme ai colleghi del sindacato, assieme ai sindaci, assieme ai consiglieri regionali, stiamo protestando. È stato fatto un esposto perché Poste Italiane dice che tutto va bene e che quello che denunciamo noi non è vero. Noi abbiamo le prove certe e documentate che se qualche magistrato ce le chiederà siamo pronti a presentarle. Questi dirigenti devono cambiare mestiere perché hanno rovinato le Poste Italiane. È un disastro, è una vergogna. Non si può più accettare una situazione del genere. Poste ha deciso di fare banca, bene, ma per far banca bisogna anche dare i servizi ai cittadini. È un problema che riguarda in realtà la Riviera del Brenta, non solo Dolo. Qui ci ha raggiunto anche da poco il sindaco di Pianiga Massimo Calzavara, perché anche voi siete stati coinvolti come territorio da questi disagi. Ma le giacenze e i ritardi che ci sono qui si ripercuotono anche nel nostro territorio e quindi c'è viva preoccupazione. Ho ricevuto più lamentele, più segnalazioni ed è una situazione grave di criticità che spero Poste risolva a breve e anzi il più breve tempo possibile. Ed è una questione che viene affrontata anche a livello regionale. Ciro Casonato, segretario regionale Poste CGIL, perché questa situazione va assolutamente risolta, non si può più proseguire in questo modo. No, non si può più proseguire, noi stiamo denunciando questa situazione già da mesi, abbiamo fatto un sit-in davanti al centro di smistamento della Posta di Venezia l'8 di dicembre, denunciando le carenze che ci sono sia di personale sia di sicurezza che di logistica. Pensate solo che nel centro di smistamento abbiamo ancora lavoratori a part-time che chiedono il passaggio a full time. Già se trasformano quelli, già c'è più personale per poter far fronte a tutte le criticità che ci sono qua sul territorio. Poi in più si è registrata tutta una giacenza nei vari centri di Recapito e del Veneziano che hanno portato a criticità sia qua nella Riviera ma su tutta quella provincia. Noi siamo molto preoccupati perché a seguito di un accordo sindacale tra Poste e sindacati che la CGIL e la UIL non hanno sottoscritto, in provincia di Venezia quest'anno taglieranno 36 zone e di Recapito. Quindi se già le condizioni sono queste già oggi, figuriamoci col taglio di 36 zone. Noi chiediamo un incontro urgente con la dirigenza di Poste per poter discutere di tutto ciò. Quindi la situazione fondamentalmente è solo destinata a peggiorare. Certo, se le condizioni sono queste, se non ci saranno assunzioni, se non ci saranno investimenti sul territorio, se non ci sarà una discussione chiara con l'azienda che non ascolta, questo può solo che peggiorare. È analoga situazione e anche per gli uffici, dove qui c'è sempre più un aumento di servizi che offre Poste, ma non c'è il personale giusto per poter far fronte alle richieste della clientela. Allora, avete sentito qual è la situazione, noi continueremo ovviamente a monitorare e soprattutto cercare di capire se questo tavolo effettivamente sarà convocato quanto prima. Qui da Dolo è tutto, io restituisco la linea allo studio. A Ilaria Marchiori, noi ora ci spostiamo a Cortina perché i sindacati hanno fatto un presidio proprio questa mattina davanti al cantiere dove è morto il vigilante. Cortina d'Ampezzo, siamo con Denise Casanova, segretario del CGIL di Belluno. Il problema della sicurezza nel lavoro
i morti nel lavoro sono sempre tanti, sono sempre troppi. C'è stato questo caso su cui la magistratura sta indagando di questo vigilante che è morto, sappiamo di infarto, ma è da capire poi infarto causato se dal freddo o se da cosa, ma comunque è sempre il momento di ricordare che per la sicurezza e per la vita bisogna fare di più. Certo, bisogna fare di più, gli infortuni non sono una sfortuna, come vorrebbe suggerire il termine, ma sono una precisa responsabilità politica, soprattutto quando si tratta di appalti. Questo lavoratore lavorava 12 ore al giorno in condizioni comunque proibitive per quanto riguarda il freddo. Diciamo che non siamo di notte, siamo di giorno, è anche una bella giornata, c'è il sole, ma per dare senso fa freddo anche adesso. Ecco, la settimana scorsa era peggio, quindi sicuramente sono condizioni di lavoro non accettabili anche per questo momento storico, ma io vorrei ricordare anche chi era il lavoratore. Il lavoratore era un lavoratore che è venuto qui da Lecce, era un lavoratore precario e stava facendo questi sacrifici per la sua famiglia, e quindi questo stride in un contesto di iper spreco di denaro, iper ricchezza, quando abbiamo anche queste situazioni. I lavoratori che lavorano negli appalti sono gli ultimi, sono i più fragili e sono quelli che in questo caso hanno pagato un prezzo alto per un'Olimpiadi che ha più lati bui che lati positivi, soprattutto per quello che lascerà al territorio. Quindi oggi ricordiamo quel lavoratore, quella persona, ricordiamo Pietro, perché naturalmente, come diciamo sempre, non ci siano più casi del genere, ma purtroppo finché la politica non si occuperà effettivamente di sicurezza sul lavoro, purtroppo credo che non sarà l'ultimo. Ricordiamo tra l'altro che se vediamo le spalle, se Stefano le fa vedere le bandiere alle nostre spalle, c'è il CGIL, c'è la CISA, c'è la UIL, di fronte al dramma, alla tragedia, l'unità sindacale è una cosa importante. Assolutamente importante, più siamo uniti come organizzazioni sindacali, più riusciamo a contrastare questi fenomeni. In riferimento alle Olimpiadi nello specifico, secondo lei i problemi della tutela dei lavoratori, della sicurezza sono state rispettate molto poco, tanto in maniera insufficiente? Qual è la valutazione che fa nel complesso dei lavori per le Olimpiadi? The show must go on. Lo spettacolo deve continuare. Questo è quello che ha caratterizzato qualunque decisione rispetto a queste Olimpiadi, anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Ma non ho capito lei come giudica quello che è accaduto? Prima bisogna finire i lavori, poi si pensa a tutto il resto, quindi molta poca sicurezza. Guarda che non sento, io dammi tu la linea. No, giugno 24. Gennaio non è arrivato nessuno. A giugno 24. Non sento io, Sì, è proprio un problema la sicurezza, è un problema che colpisce anche la provincia di Vicenza, che purtroppo non è stata, come dire, rinforzata con l'arrivo di forze che da tempo i sindacati di polizia sono come due rappresentanti chiedevano, e soprattutto con la conferma recentemente con l'ultimo piano di potenziamento che vede a malapena solo la copertura dei trasferimenti. È una situazione intollerabile dopo anni, insomma, di richiesta di turni, perché effettivamente sono costretti a fare dei turni massacranti. Per me Omar Combellato del segretario del SUP di Vicenza, buongiorno. Buongiorno a voi. E Fabio Buongiorno del SAP di Vicenza. Buongiorno. Ecco, ci diceva prima, insomma, una situazione terribile, siete costretti proprio da tempo a coprire turni che le persone, insomma, le scuole non arrivano e molti colleghi vostri appena possono, prima del pensionamento, se ne vanno. Sì, faccio un esempio che può chiarire la situazione. Ci rendiamo perfettamente conto che il sistema delle scuole di polizia non riesce a fornire un numero sufficiente di poliziotti, ma perché non abbiamo i numeri, non si possono fare e i pensionamenti sono superiori. Perciò quelle poche risorse che abbiamo dobbiamo saperle distribuire. Sicuramente Vicenza da un paio d'anni è considerata una Cenerentola e non riusciamo a farcene una ragione, visti i numeri economico-finanziari stranieri di qualsiasi altro genere,
che ci sono. Non riusciamo a spiegarcelo, stiamo lottando dal 2024. Siamo l'unica provincia che continua perennemente ad andare in sofferenza. Solamente quest'anno meno 24 persone solo in questura e in 18 anni il 30% della Polizia di Stato della provincia è sparito, eppure stiamo garantendo gli stessi servizi, fate un po' voi. Ecco, a proposito di numeri, abbiamo realizzato un servizio proprio che riassume quello che è la situazione in questo momento. A voi il servizio e poi ci rivediamo alla fine. Nel 2000 a Vicenza le volanti potevano contare su circa 40 poliziotti in organico. Oggi in questura non è più così. Negli ultimi 18 anni la Polizia di Stato nel Vicentino ha perso 163 uomini, il 32% della pianta organica, da 499 a 336 uomini. Intollerabile e inaccettabile per un territorio che paga miliardi di tasse. Un arretramento silenzioso ma costante, anche in provincia. La Polizia Stradale di Schio nel 2018 aveva in organico 24 agenti. Oggi la metà. In questura la squadra mobile la situazione è critica. Organico ridotto all'osso, i 32-33 investigatori del passato un ricordo. Il risultato è evidente, meno prevenzione, più affanno nella gestione dell'emergenza, maggiore esposizione per i cittadini e per gli stessi operatori. Eppure le richieste di sicurezza aumentano. Cresce la percezione di insicurezza nei quartieri e nei comuni della provincia, ma chi presidia il territorio è sempre meno. La domanda è inevitabile: che cosa sta succedendo? Perché il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi consente che Vicenza e il suo territorio vengano progressivamente impoveriti di uomini e risorse? I rinforzi promessi arrivano a singhiozzo. Nel frattempo chi resta è costretto a turni massacranti e a una copertura sempre più fragile. Una sicurezza di carta che pesa sulla politica, ma soprattutto sulla vita quotidiana delle persone. E mentre i numeri calano, oltre un terzo degli agenti in meno in quasi 2 decenni, le emergenze non aspettano. Una contraddizione che oggi a Vicenza è sotto gli occhi di tutti. Ma i politici che rappresentano il territorio in Parlamento, che cosa stanno facendo? Ecco, delle domande ovviamente inquietanti a cui cercavano proprio i sindacati di dare risposte, chiedendo proprio iniziative e risposte concrete con l'aumento dell'organico. A questo punto, se siete profondamente delusi, che intenzioni avete? Lunedì 26 gennaio abbiamo organizzato un volantinaggio di protesta per rendere tutti i cittadini, e il volantinaggio verrà fatto fuori dalla questura, prefettura e fuori dal comune. Inoltre chiederemo un incontro col sindaco e il prefetto della provincia di Vicenza per fare il punto della situazione. Oltre alle segreterie provinciali di Vicenza ci saranno i segretari regionali e i segretari nazionali, i quali a loro volta porteranno la nostra protesta al tavolo del Ministero. Ottimo, allora a questo punto noi ci saremo al vostro fianco e intanto per il momento vi ringraziamo per il tempo che avete dedicato. Arrivederci, grazie. Grazie a voi. Grazie e buona giornata a tutti. Ecco, da Vicenza è tutto, a voi la linea. Grazie davvero a Daniele Garbin, grazie anche ai suoi ospiti. Noi rimaniamo con la cronaca sempre a Vicenza, andiamo a Sovizio dove c'è stato un gravissimo incidente stradale. È successo sabato sera intorno alle 19 in via Pasubio, in una zona residenziale di Sovizio. Una bambina di 6 anni, residente in paese, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un'auto in transito. L'impatto è stato violento. La piccola è stata sbalzata sull'asfalto e ha riportato ferite importanti. Subito è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118 e le forze dell'ordine. I soccorritori hanno stabilizzato la bambina direttamente sulla careggiata, poi il trasferimento d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza. È stata ricoverata in terapia intensiva pediatrica. Le sue condizioni sono serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita e sta migliorando. La prognosi resta riservata. La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Al vaglio la velocità del veicolo e la visibilità in quel tratto di strada che, secondo i residenti, non è molto trafficato. Ed ancora cronaca, un furgone si è incendiato sulla 4, salvi gli occupanti.
Fortunatamente sono tutti incolumi, ma lo spavento è stato forte per i 4 occupanti di un furgone che verso le 6:30 si è incendiato mentre percorreva l'autostrada A4 in direzione Venezia. Il conducente è stato abile a fermare il mezzo appena in tempo nei pressi dell'uscita di Grisignano di Zocco. Dopo aver visto uscire fumo dal volante e le prime fiamme dal cruscotto, l'autista ha accostato la prima piazzola utile, permettendo a tutti gli occupanti di mettersi in salvo. Immediato l'intervento delle squadre di vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area nel giro di 2 ore. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo nuovamente in diretta. Siamo tornati nuovamente in studio, sempre in diretta con la cronaca. Viaggiavano in auto con tutto l'occorrente per dare il via a nottate di furti. 3 rumeni fermati e denunciati dalla polizia. Il terzetto, con diversi precedenti, aveva colpito in tutta Italia. Trasfertirsi del furto che avevano trasformato l'auto in una casa viaggiante, pronti a spostarsi per le loro razzie. È nata da un controllo delle volanti della polizia nella zona industriale di Padova l'individuazione di una banda di romeni specializzati in ruberie, 58, 36 e 29 anni. I 3 sono ben conosciuti dalla giustizia italiana per furti consumati in varie città, Milano, Firenze, Verona. Dopo averli identificati, gli agenti hanno controllato l'auto. All'interno, nascosti in un sacco nero, sono saltati fuori gli arnesi del mestiere, 4 paia di guanti da lavoro, una pinza, un cacciavite e una spranga. C'erano anche coperte gli effetti personali dei 3 romeni. La patente greca del 58enne inoltre è risultata contraffatta. Per tutti sono scattate le denunce per porto abusivo di armi e oggetti atti allo scasso. Al 58enne contestato in aggiunta il reato di falsità materiale. Il 36enne, alla guida del veicolo, non è stato in grado di esibire la patente, quindi per l'auto è scattato un fermo amministrativo con multa di 5.100 euro. Gli attrezzi da scasso sono stati sequestrati. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto un foglio di via obbligatorio per 4 anni e avviata la procedura per l'allontanamento dei 3 cittadini romeni dal territorio nazionale. Bilancio 2025 dell'attività dei carabinieri del NAS, sequestrati 100 quintali di alimenti per un valore di oltre 9 milioni di euro. 1900 controlli nel 2025 per verificare la sicurezza alimentare del cibo che viene venduto e garantire il consumatore finale. È il bilancio di un anno di attività, quello tracciato dai carabinieri del NAS di Padova. Sequestrati 100 quintali di alimenti non conformi per un valore di oltre 9 milioni di euro. Carni, prodotti ittici, latticini, prodotti da forno privi di tracciabilità o conservati in modo non adeguato o considerati pericolosi per la salute. 23 le attività sospese, 15 le persone denunciate, 30 le sanzioni penali accertate per reati che vanno dalla frode in commercio alla somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione. I carabinieri del NAS hanno elevato 757 sanzioni amministrative per circa 900.000 euro, segnalando 487 esercenti alle autorità competenti. Un 31enne algerino detenuto nel carcere di Rovigo è stato arrestato per aver appiccato un incendio in cella, danneggiando il materasso, il mobilio e le pareti. L'episodio risale a sabato scorso, quando la polizia penitenziaria ha dovuto far evacuare tutti i detenuti della sezione a causa del fumo. L'uomo, che era stato condannato in via definitiva alla reclusione fino al 2027, è accusato dalla Procura di Rovigo di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Il pubblico ministero ha chiesto per lui la convalida del provvedimento. Ed ora nel Trevigiano torniamo a parlare di furti, questa volta a Castagnoli di Paese. Vittima una signora che vive da sola e che ha deciso di proteggersi come può da altri possibili colpi. Vivo da sola, tutto qua, mi sono armata anche. Cioè? Ho preparato anche questo, se sento un rumore lo do in testa. Ecco, che non si avvicinano. E questo per legittima difesa. Ho il peperoncino spray,
che questo è potentissimo. Dopo lo shock del furto subito qualche sera fa, la decisione della signora Rosanna di tenere sul comodino un coltello e lo spray al peperoncino e sotto il materasso un mattarello. Non so se riuscirei mai ad usarli se mi trovassi di fronte ai ladri, ma così mi sento più sicura, ammette la donna. Era in casa quella sera, erano circa le 20, stava guardando la TV quando ha avvertito dei rumori. Solo in un secondo momento ha capito che provenivano proprio dalla sua abitazione. E poi ho sentito il tonfo che hanno dato il calcio alla finestra, che c'è ancora l'impronta della scarpa, è caduta in dentro la finestra. I ladri fortunatamente non sono riusciti a portare a termine il loro piano, disturbati dall'arrivo della padrona di casa, convinta che i malviventi conoscessero i suoi movimenti. O mi tengono sotto d'occhio, perché mi vedono sempre andare a camminare col cagnolino, sempre da sola, sicuramente mi controllavano. Per Rosanna Baseggio, che abita qui da 50 anni, è il primo furto subito e spero l'ultimo, ci dice, nel raccontare quello che un'esperienza simile lascia. Nella tua intimità, nella tua privacy, brutto. Ladri armati di piccone svaligiano una casa a Olmi di San Biagio di Callalta. A raccontarlo Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, protagonista di un convegno in programma il 26 gennaio a Treviso. La famiglia aveva appena anche rimesso tutto a nuovo con vetrate, doppi vetri e quant'altro, e sono arrivati a piccone a sfondargli tutto, quindi con dei danni eclatanti. L'ultimo furto in ordine di tempo qualche giorno fa a Olmi di San Biagio di Callalta, un colpo particolarmente violento. Quindi col piccone gli hanno sfondato le vetrine, sono andati dentro, hanno rovesciato anche delle stanze che non venivano più usate e hanno veramente creato una sorta di paura, tanto che adesso le persone che non sono più giovani ovviamente hanno veramente paura di entrare in casa. L'incubo razzie, ma anche spaccate, truffe e baby gang saranno al centro del convegno organizzato dall'associazione Furti in Corso il 26 gennaio nel Museo di Santa Caterina a Treviso. Un appuntamento fortemente voluto dal sottosegretario alla giustizia Ostellari, con cui Demma ha avviato una collaborazione dopo la riunione a Roma dello scorso agosto. Un incontro unico nel suo genere. Non ho memoria e storia, dove le persone, cioè il cittadino, noi possiamo direttamente parlare con il Ministero, cosa che abbiamo sempre 100.000 filtri, ogni volta diciamo ma a Roma perché non riusciamo a farci... Eccolo qua, ed è una cosa che ha voluto fortemente anche il senatore Ostellari. Durante la mattinata Demma presenterà alcune statistiche, disegnando una sorta di mappa delle denunce. Dove c'è incidenza di più denunce o non denunce. Ad esempio noi nelle zone nostre, dove ci sono le cittadine più prese d'assalto dai ladri, quindi dove praticamente viene considerato un po' il loro territorio, in realtà le denunce sono comunque molto poche. Perché? Perché c'è questa paura di ritorsione da parte dei ladri. L'invito ai cittadini lanciato da Santa Caterina sarà quello di denunciare sempre e alle istituzioni di portare avanti una campagna in questo senso, ma c'è un altro appello rivolto alle vittime. Facciamo anche noi battaglia legale con i ladri, prendiamo, gli facciamo causa, gli chiediamo i danni per questo trauma che c'è. E proprio per affiancare le vittime di ladri, truffatori o baby gang, Furti in Corso ha un nuovo progetto in cantiere. Sì, esatto, adesso abbiamo preso proprio in questi giorni un accordo con uno studio legale di Treviso che ci darà una mano, e non è da cosa da poco, anche per capire poi quando si è vittime, quando si è in certe situazioni. Ed ora torniamo a parlare del gravissimo incidente stradale avvenuto a Pederoba, dove a perdere la vita è stata un'anziana. Lo vedo già sullo schermo, è pronto il nostro Lucio Zanato. Lucio, buongiorno, a te la linea. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Mi trovo a Costa Alta in via Santa Margherita a Pederoba e purtroppo alle mie spalle vedete il mezzo di Contarina che ha causato l'investimento dell'anziana signora Agnese Guadagnin di 86 anni che abita al numero 9 qui appunto di via Santa Margherita a Costa Alta. Il dramma è accaduto intorno alle 11, considerando che l'elicottero da Treviso
all'improvviso si è innalzato intorno alle 11:20, molto probabilmente l'operatore del mezzo di Contarina non si è accorto, facendo retromarcia, della presenza dell'anziana signora che probabilmente stava ritirando il cassonetto dei rifiuti, e nella manovra l'ha investito con le ruote gemellari posteriori. Nulla da fare purtroppo per l'anziana, il cui corpo è stato portato via pochi minuti fa, e naturalmente la disperazione da parte della famiglia che si è vista davanti appunto questa scena, la scena della morte della congiunta. Sul posto, come vedete, i carabinieri per i rilievi, la polizia locale, ovviamente i responsabili di Contarina, e maggiori dettagli ve li daremo nel corso del telegiornale della sera. A te la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato. Come avete sentito, l'ennesimo dramma, tragedia della strada. Ora non so se noi abbiamo già la nostra Chiara Gaiani, perché ne avevamo parlato prima che dopo i fatti di violenza avvenuti nelle scuole si parla di sicurezza all'interno dei plessi scolastici. La linea la vedo già sullo schermo, la nostra Chiara Gaiani. Chiara, buongiorno. Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Ci troviamo all'interno dell'Istituto Leonardo da Vinci con il dirigente scolastico, che ringraziamo, Giuseppe Turetta, che è dirigente anche di un istituto tecnico, diciamo dell'istituto tecnico della città del Calvi. Sicurezza all'interno delle scuole. I fatti di La Spezia hanno scosso tutti, la morte di un ragazzo di soli 18 anni, Youssef Abanoud. Lei ha preso subito carta e penna, diciamo, e ha pensato di scrivere alle famiglie dei suoi studenti, che sono circa 2000 tra le due scuole. Sì, sono rimasto come molti molto colpito di questo fatto, e ho pensato appunto di tradurre e di mettere la mia vicinanza alle famiglie e al personale, e devo dire che ho ricevuto anche dei consensi degli attestati di stima, quindi il mio messaggio è arrivato. Quindi l'attenzione deve essere massima, la prevenzione deve essere massima, e ricordiamoci che il dovere di tutelare le persone non è solo morale ma anche giuridico. Lei ha proprio detto ai genitori dei suoi studenti: controllate che non vengano con armi a scuola, perché purtroppo sta accadendo anche da noi. Purtroppo questa è una situazione che si sta un po' espandendo, prendendo esempio anche magari da altre istituzioni estere, no? E quindi questo deve essere sicuramente il primo campanello d'allarme e il primo presidio culturale, perché noi dobbiamo agire come istituto formativo, è la famiglia. Il primo presidio culturale è la famiglia, quindi in un'alleanza educativa, nella famosa comunità educante, la famiglia deve essere al primo posto, e quindi la famiglia deve verificare, controllare e relazionarsi con la scuola in questo senso. Che cosa ne pensa del metal detector proposto dal ministro Valditara? Certo, in alcune scuole, in determinati contesti. Allora, io sono molto d'accordo con il ragionamento del ministro Valditara, ovviamente non sistematizzandolo, cioè non estendendolo a tutte le scuole, ma laddove le condizioni e i contesti fossero sicuramente favorevoli, per prevenire quello che potrebbe diventare un problema. Ecco, siamo in un momento di iscrizioni. Lei pensa che le nostre scuole siano sicure? Allora, attualmente sì, noi facciamo di tutto perché il personale, e perché oltre ad essere una responsabilità del dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro, noi facciamo il possibile perché i ragazzi e il personale vengano a scuola in sicurezza, e sicuramente possono essere tutti quanti armonici in questo senso. Allora, grazie a Giuseppe Turetta, dirigente scolastico dell'Istituto Da Vinci e del Calvi, grazie anche a Cristiano Chiaiende per la collaborazione tecnica. Daniela, la linea può tornare a te. Grazie davvero Chiara Gaiani, grazie anche all'ospite. Noi proprio su questo vogliamo farvi rispondere con il nostro sondaggio del lunedì, che è quello proprio della proposta, come avete sentito anche dalla risposta del dirigente, la proposta del ministro dell'istruzione Valditara dopo l'omicidio dello studente alla Spezia, con l'introduzione di un metal detector per rilevare la presenza di armi, di
coltelli nelle scuole, quindi lo vedete in sovraimpressione la domanda metal detector nella scuola. Se volete rispondere di sì lo vedete in verde, se no altrimenti lo vedete in rosso il no. Potete ovviamente cominciare a votare fin da subito. L'esito di questo sondaggio, come di consueto nel corso della nostra trasmissione, che è in prima serata condotta da Ferdinando Averino alle 21. Una notizia ora che vi leggo, che è arrivata in redazione, una notizia che arriva dal Vicentino. Una famiglia di 4 persone è rimasta intossicata dal monossido di carbonio che si è sprigionato all'interno della propria abitazione. L'episodio nel tardo pomeriggio di ieri. Secondo le prime ricostruzioni il gas sarebbe uscito da una stufa a legna usata per scaldare alcune stanze. Ad accorgersi dei sintomi è stato un familiare che ha trasportato d'urgenza in automobile al pronto soccorso di Sant'Orso gli intossicati, e vista la gravità delle condizioni tutti sono stati trasferiti all'ospedale di San Bortolo a Vicenza e sottoposti alla terapia in camera iperbarica. E noi continuiamo con la cronaca, andiamo nel Trevigiano, a Treviso. Casugana vuole reintrodurre la zona rossa in stazione, l'istanza è già stata presentata al prefetto. Sentiamo. Stazione dei treni di nuovo zona rossa e con essa non tanto l'area nord di via Roma e Ponte San Martino, quella a ridosso di piazza Borsa, ma piuttosto via Dandolo, il retro quindi dello scalo ferroviario. Il sindaco di Treviso Mario Conte ha chiesto alla prefettura di valutare una nuova introduzione dei controlli speciali nell'area, estendendoli al quartiere di San Zeno, da dove sono arrivate diverse segnalazioni di situazioni a rischio. Misura di sicurezza da applicare anche alla luce del nuovo pacchetto predisposto dal governo, ma per Casugana l'esperienza fatta la scorsa primavera andrebbe replicata. Tempi e modi dunque li deciderà il prefetto Angelo Sidoti. L'istanza è già sul suo tavolo. La gestione della sicurezza nelle stazioni non è d'altro canto semplice. Ne sanno qualcosa i sindaci di 2 snodi molto frequentati: Mogliano, già teatro di numerosi episodi violenti, e Preganziol. È un'ottima idea, ma tutto il pacchetto sicurezza che è stato approvato dal governo è un ottimo pacchetto che aiuta le forze dell'ordine a presidiare quelle zone più sensibili delle città e a bloccare tutta questa avanzata di piccoli atti criminali che però mettono in crisi le comunità. Sicurezza nella zona delle stazioni è un tema che riguarda e interessa ovviamente anche i comuni della cintura urbana di Treviso. Nel nostro caso l'idea è quella di intraprendere un percorso di implementazione della videosorveglianza, partendo dalla realtà della stazione di Preganziol, in cui abbiamo in corso un progetto per implementare nella parte di competenza comunale l'infrastruttura per la videosorveglianza appunto di quegli spazi, e ovviamente la collaborazione con la Polfer, con la Polizia Ferroviaria, proprio per andare in un'ottica di prevenzione ad essere in maniera coordinata presenti a pattugliare il territorio. Ed ora andiamo in Friuli Venezia Giulia, perché a Trieste sono stati incastrati 2 maranza che hanno rapinato un minorenne in città. Sono gli stessi che poche ore dopo hanno tentato di rapinare un altro minore in via Svevo davanti al centro commerciale Torri d'Europa. In arrivo le denunce. I 2 maranza minorenni che nella tarda serata di venerdì avevano tentato di prendere scarpe e cappotto a un altro ragazzino in via Svevo davanti al centro commerciale Torri d'Europa sono gli stessi che avevano messo a segno la rapina alla radice del Molo Audace poche ore prima. La prova è il giubbotto Blauer nero sottratto alla vittima sul molo, che le forze dell'ordine hanno trovato dentro allo zaino di uno dei 2 rapinatori quando sono stati circondati da polizia e carabinieri davanti al centro commerciale. In corso le ultime verifiche da parte dei militari dell'Arma, ma è solo questione di tempo per la formulazione del capo d'accusa. L'indagine sulla rapina in Molo Audace avvenuta alle 20:30 in mano ai carabinieri. Quella sera 2 maranza, un triestino e uno straniero di seconda generazione, avevano avvicinato altri 2 giovanissimi. I rapinatori avevano estratto il coltello e costretto la vittima designata a spogliarsi del giubbotto di marca e consegnarlo. Dopo la rapina, l'arrivo dei carabinieri, ai quali i 2 malcapitati avevano fornito una descrizione dei criminali, uno alto e dalla pelle scura, l'altro basso e caucasico. È questo che
ha permesso ai militari dell'Arma e alla Polizia di Stato di circondare i 2 malviventi durante il tentativo di rapina a poche ore dall'episodio del Molo Audace. Davanti al centro commerciale Torri d'Europa, la potenziale vittima, un altro minore, non si è fatta intimorire dalle minacce di Maranza e ha immediatamente chiamato il 112. Prima sono arrivate le volanti della polizia che hanno fermato i 2 ricercati e li hanno denunciati in flagranza di reato, oltre a procedere al sequestro del coltello. Poi sono arrivati i carabinieri. Dopo la perquisizione, nello zaino di uno dei 2 Maranza è stato trovato il giubbotto rubato durante la rapina precedente. Un fenomeno nuovo per Trieste, quello dei Maranza, ragazzini spesso minorenni, sia italiani che stranieri, che imperversano per le vie del centro armati di coltelli e vestiti con capi costosi. Non più solo risse, ma anche rapine, costringendo le vittime a consegnare orologi, scarpe, cappellini, giubbotti, puntando sempre a merce griffata. Non solo, recentemente una banda di Maranza si era resa responsabile di un furto in casa e uno tentato fra le vie Besenghi e Carpaccio. Rimaniamo a Trieste, skipper abusivi e lavoratori in nero sulle barche per il trasporto di passeggeri che volevano assistere alla passata edizione della Barcolana. Il giro d'affari stroncato dalla Guardia di Finanza di Trieste, sanzioni per oltre 36.000 euro. Organizzavano dei viaggi a pagamento per assistere alla Barcolana su imbarcazioni prive dei documenti necessari. Non solo, a bordo dei natanti sono stati individuati lavoratori in nero e persone che si proponevano come skipper, ma senza averne il titolo. Un giro d'affari costato oltre 36.000 euro di sanzioni. È il risultato dell'operazione della Guardia di Finanza di Trieste. L'indagine dei militari della stazione navale si è focalizzata sulle barche impiegate per l'organizzazione di escursioni nautiche in occasione dell'ultima edizione della Barcolana. I finanzieri sono riusciti a individuare 5 imbarcazioni riconducibili a persone fisiche e giuridiche provenienti dal litorale veneto, in particolare dalle province di Venezia e Verona, utilizzate per il trasporto di passeggeri che dietro pagamento potevano così assistere alla regata. Le barche erano prive delle prescritte autorizzazioni riportate sulla licenza di navigazione, configurando, si legge nel comunicato della Guardia di Finanza, un utilizzo commerciale difforme rispetto alla destinazione d'uso consentita. Inoltre, come detto, gli skipper che pilotavano le imbarcazioni non possedevano il titolo professionale e il personale di bordo lavorava in nero. Ed ora andiamo a Verona e ripercorriamo insieme l'arrivo della fiamma olimpica in Veneto. Ed ecco l'accensione del braciere. Sara Simeoni e Fulvio Valbusa accendono il braciere olimpico sullo sfondo l'Arena di Verona che incornicia l'arrivo della fiamma olimpica in Veneto nella strada verso Milano Cortina. La 42esima tappa su 60 era iniziata sul lago di Garda per poi attraversare la Val Policella e arrivare nella città scaligera alle 17:30 del pomeriggio, dove il primo tedoforo ha acceso la torcia olimpica iniziando il percorso da Porta Nuova. È un passaggio di mano tra singoli, tedofori e gruppi che attraversano le ali di folla che salutano il passaggio del Sacro Fuoco. Un viaggio carico di simboli e di significato, come il messaggio di pace lanciato dai tedofori Moaz e Aziz, israeliano e palestinese, protagonisti dello storico abbraccio di pace davanti a Papa Francesco. Pace, peace, shalom. Everyone started chanting with us. This is the power of symbolism. Il braccio verso l'alto per sollevare la torcia essential, gente comune, VIP e tanti sportivi. Oggi è una grande emozione essere qui e percorrere con la fiamma olimpica un tratto nella mia città. Circondata dall'affetto del pubblico. Cammini nella tua città, cammini dove sei vissuto e dove vivi, e quindi un'emozione veramente fortissima. Quando arriva in piazza Brai la campionessa di salto in alto oro a Mosca 80, Sara Simeoni a tenere la torcia incitata dalla gente. Speriamo che sia un passaggio a tutte le persone che sono qui, i giovani, che possano incominciare a cogliere e elaborare che cosa può significare un'Olimpiade, che si appassionino. Chissà, no? Sognare non costa niente. La gioia della città di Verona e di tutto il mondo che si unisce allo sport e ai suoi valori. Bellissima occasione per Verona. Ti è piaciuta? Sì, molto. È veramente un'emozione. Ti è piaciuta? Ovvio, molto bella. Che sport guarderai alle Olimpiadi? Qual è il tuo preferito? Mountain bike. Ma queste invernali, qualcosa di... Invernali, sì. Siamo qui per vedere nostro nipote, siamo molto emozionati. Veniamo da Perth in Australia. Abbiamo con noi la fiamma che rimarrà con noi fino a
alla giornata della chiusura del 22 febbraio, insomma siamo nel pieno del clima olimpico e credo che la festa stia prevalendo su qualsiasi altro tema. Il Veneto è pronto, ha detto il presidente della regione Alberto Stefani. È tutto pronto, siamo al lavoro ovviamente per definire la migliore realizzazione di questo evento, che è un evento di carattere internazionale e che potrà essere per il Veneto un trampolino importante sulla scena internazionale, soprattutto per quanto riguarda anche la capacità poi che avremo come territorio di garantire un'eredità a quello che oggi realizziamo. Oggi la torcia rimarrà nel Veronese con il passaggio a Mantova in Lombardia. Domani si torna in Veneto passando a Rovigo, Monselice ed Abano, e mercoledì sera sarà a Padova. C'è un grande impegno del governo, il ministro Abodi, e quindi io penso che siamo pronti, insomma, a farci ammirare dal mondo. E dunque l'avete visto, Verona ha salutato l'arrivo in Veneto della fiaccola olimpica, ma sono molte le città a vivere l'emozione e a entrare nella storia dei giochi invernali. Con l'arrivo a Verona della fiaccola olimpica, il Veneto inizia ufficialmente in conto alla rovescia verso i giochi invernali di Milano Cortina. Le città che saranno attraversate dai tedofori si preparano ad entrare nella storia. Nella Marca, il primo comune che sarà toccato dalla fiamma simbolo di pace e unità sarà Asolo il 21 gennaio. Alcune vetrine dei negozi si sono addobbate con questo tema delle Olimpiadi. Dei locali stanno organizzando la pasta asciutta prima del passaggio della fiaccola. E, insomma, l'entusiasmo per questo momento è stato veramente coinvolgente. Quel giorno anche le scuole saranno presenti per salutare la fiaccola, dai bimbi dell'infanzia ai ragazzi delle medie, mentre la biblioteca comunale ha organizzato un concorso di disegni che saranno poi esposti durante l'evento. Alla sera, nella sala consigliare, l'incontro con lo scrittore Tony Venturato, che racconterà la sua esperienza di come lo sport e la corsa lo abbiano aiutato a rinascere dopo un grave incidente stradale, arrivando a correre diverse maratone di New York. Questa volta non mi alleno per una maratona, bensì per accogliere la fiaccola olimpica il 21 gennaio nel centro di Asolo. L'accoglieremo in piazza assieme a tutti gli studenti dei plessi scolastici e alle associazioni. La sera poi ci sarà un evento presso la sala consigliare con quel messaggio Never give up che sto portando avanti in tutto il mondo. Dal Trevigiano al Bellunese, la fiaccola olimpica attraverserà i luoghi più significativi della nostra regione. È il caso di Erto, simbolo della tragedia del Vajont. Quel giorno, tra i tedofori, Alberto Crivellaro, presidente dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici Azzurri d'Italia, sezione di Treviso, con un passato da schermitore. Racconta così l'emozione di quando ha saputo di essere stato selezionato. È sicuramente un'emozione, oltre che un onore, anche e una perché responsabilità. Certo, anche perché le Olimpiadi non capitano tutti i giorni, anzi in più portare la fiaccola all'Olimpiade che c'è stata 50 anni fa ha un significato ulteriore. Lui, che lavora a contatto con i giovani, ha un messaggio forte da rivolgere loro nel suo ruolo di tedoforo. Io quello che dico sempre, io andavo in palestra invece che andare in strada e oggi più che mai, con quello che si sente, lo sport deve essere un faro per i ragazzi. Ed ora ci fermiamo, ancora una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo in studio in diretta. Siamo tornati in studio ed apriamo la nostra pagina politica, lo facciamo con i due candidati presidente della provincia di Treviso che sono Luca Durighetto, candidato per il centro-sinistra, buongiorno. Buongiorno, sì, ci tengo a dire una cosa perché tutti mi etichettano come candidato di centro-sinistra. In realtà noi siamo un gruppo di sindaci trasversali che non hanno tessere di partito. Perfetto. Può esserci anche l'appoggio di una parte del centro-sinistra, però il gruppo di lavoro con cui sto collaborando è di sindaci che non hanno tessere di nessun tipo di partito. Io non ce l'ho mai avuta, quindi lo dico solo perché a volte con le etichette si tende a semplificare un po' troppo. Perfetto, benissimo. E Marco Donadel, candidato presidente, posso dire centrodestra? Può dire tranquillamente, candidato presidente, sì, per il centrodestra. Buongiorno a tutti. Buongiorno, allora io prima di iniziare un po' con i programmi, i punti essenziali,
io volevo fare una domanda ad entrambi, perché insomma questa proposta del ministro Valditara comunque coinvolge le scuole che sono anche di competenza della provincia. Parto con Luca Durighetto. Una proposta così, metal detector nelle scuole, secondo lei sarebbe una soluzione, visto che si continua a portare armi di ogni genere, insomma, nelle scuole, insomma, coltelli è un'arma. Allora, può essere sicuramente un ulteriore tentativo di deterrenza, che poi possa essere la soluzione per eliminare la violenza all'interno delle scuole, o che a seguito dell'utilizzo dei metal detector poi nessuno possa più portare dentro nulla, nessun corpo contundente nella scuola, la vedo un po' complicata. Ricordiamoci adesso, in alcune scuole superiori, per esempio nelle mense, ci sono comunque le posate, ma al di là delle posate, io ho fatto un istituto tecnico da un punto di vista proprio formativo, e in un istituto tecnico, volente o nolente, ci sono comunque degli oggetti che possono essere utilizzati per far male a qualcuno. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, purtroppo abbiamo visto anche di recente che non sono per forza necessarie le armi per far del male a qualcuno. Lo vediamo costantemente, soprattutto con i gruppi di ragazzi o di bulli, dove basta una bottiglia di vetro, la si spezza e la si usa come un'arma. Quindi metal detector può essere un'idea, deve però essere accompagnato ad un cambiamento culturale. Ne discutevamo velocemente anche prima, anche con Donadel. Effettivamente il livello di aggressività che è presente ad oggi in ognuno di noi è elevatissimo, dai bambini fino agli adulti, fino agli anziani. Forse c'è più da far capire a questi ragazzi, e quindi fin dall'inizio, fin da quando si approcciano alla scuola, già dalle elementari, che la necessità primaria è quella di ritrovare la serenità personale per evitare di poter usare poi degli strumenti che nascono con tutt'altra natura di utilizzo per far del male agli altri. Quindi il metal detector può essere un'idea. Ripeto, anche laddove ci sono i metal detector abbiamo visto che purtroppo le situazioni non sono eliminate e non sono azzerate, quindi quello può essere uno strumento, dopodiché probabilmente ci vuole un'azione però di altro tipo, perché, e finisco, gli episodi di bullismo che vediamo o dei gruppi di violenti, di ragazzi violenti che purtroppo in alcune situazioni frequentano anche le nostre città, lo abbiamo visto che non hanno bisogno assolutamente di un coltello per essere purtroppo addirittura così deleteri da portare fino alla morte di qualcuno, quindi è un'azione che va contestualizzata. Marco Donadel. Ma allora, la soluzione del metal detector la vedo come una soluzione legata all'emergenza del momento. Se questo può servire per aumentare quello che è il livello di sicurezza degli studenti e degli insegnanti all'interno delle scuole, va bene, però non la vedo come una soluzione definitiva. Dal mio punto di vista bisogna lavorare sull'educazione, sui valori, direttamente bisogna lavorare sui giovani e il perché mettono in atto, e il capire il perché mettono in atto determinati comportamenti a danno degli altri. Qualche idea ce l'ho anche per quanto riguarda la provincia, ma casomai ne parliamo anche dopo relativamente a un possibile programma. Qualcosa bisogna fare, perché insomma qualcosa non solo all'interno delle scuole, ma insomma, come diceva anche Durighetto, la violenza tra i giovani ormai davvero sta diventando un fenomeno non solo preoccupante, ma parte da tutta una serie di fattori, parte dalle famiglie in primis, parte dall'utilizzo dei social, parte dalla scuola, insomma ci sono tutta una serie di fattori che portano i giovani d'oggi a comportarsi molte volte a danno degli altri. Tutti noi abbiamo passato la nostra adolescenza e tutti noi non possiamo dire di non aver messo in atto magari comportamenti un po' molte volte fuori le righe, ma qui stiamo andando proprio oltre, cioè pensare. Dobbiamo entrare nella testa dei giovani e cercare di capire cosa lo spinge a partire da casa con un coltello ed arrivare a scuola assieme ai propri compagni per magari poi mettere in atto azioni a loro danno. E arriviamo proprio alla provincia, ci sarà l'elezione del Presidente, 1° febbraio, è un'elezione non diretta, lo diciamo, insomma. Intanto la prima domanda che mi viene è: si dovrebbe tornare invece ad un'elezione vera e propria, secondo voi diretta, quindi elezione dei cittadini?
Ma secondo me sì, perché ancora col governo Renzi, con la legge del Rio, che era stata messa in atto una decina d'anni fa, per arrivare a smantellare quelle che erano le province, che di fatto non sono mai sparite. Le province continuano ad avere delle competenze importanti. Ritengo giusto e opportuno che la scelta del Presidente e del Consiglio provinciale sia data ai cittadini. È vero sì che con questa elezione chi vota sono i sindaci e i consiglieri comunali, che rappresentano comunque i cittadini, ma diciamo che la forma di democrazia migliore è quella di poter far scegliere ai cittadini chi sia il proprio rappresentante all'interno della provincia. Sì, la ratio della riforma del Rio, che doveva essere quella di ridurre i costi della cosiddetta politica, come sempre ha colpito forse gli unici enti che invece poi sono quelli che danno le risposte dirette ai cittadini. Lo abbiamo visto anche di recente con le scuole superiori, anche in provincia di Treviso, quanto effettivamente ci sia la necessità di avere degli enti locali che territorialmente riescono non solo a funzionare, ma anche, perché no, a dare delle risposte nuove e risposte che i nostri cittadini non solo si aspettano, ma che meritano di avere. E quindi diciamo così, questo demansionamento parziale, o meglio, questa riduzione della possibilità dei cittadini di poter essere i protagonisti nella scelta di chi poi andrà ad amministrare la provincia, ad oggi suona assolutamente come poco efficace, visti anche i risultati che purtroppo si sono ottenuti, perché non mi sembra che l'Italia adesso sia il paese di Bengodi, grazie ai soldi risparmiati dalle mancata elezione diretta del Presidente della provincia, degli assessori provinciali e dei consiglieri, e credo anche possa a un certo punto riportare un po' più di maggior controllo da parte dei cittadini stessi su un organo che comunque ha la competenza, almeno per le strade e per le scuole, che è una competenza primaria e che purtroppo noi sindaci siamo spesso sollecitati da parte dei nostri cittadini, perché ci dicono: ah, ma il trasporto non funziona, ah, ma quella strada lì c'è una buca, non è asfaltata, non è manutenuta, serve una rotonda, eccetera eccetera. Quindi effettivamente ci troviamo anche noi un po' nella difficoltà di dover interagire con un ente che è un ente intermedio e, finisco, sembra sempre che o lo debbano chiudere o lo debbano ripristinare. Anche questa incertezza porta da parte di tutti ad avere, scusatemi la franchezza, ma sfiducia in questo ente che in realtà, almeno per noi sindaci e per, ripeto, come dicevo prima, per alcune cose anche per i nostri cittadini, invece è una funzione primaria. Ecco, e veniamo proprio ai programmi di entrambi per quanto riguarda la provincia. Qualora foste eletti presidente, quali sono le cose principali che inserite nel vostro programma? Allora, ne accennavo velocemente adesso. Le scuole, come dicevo, abbiamo visto un po' tutti che al di là della gestione o della capacità della gestione, che comunque per fortuna qua in Veneto e soprattutto in provincia di Treviso siamo ancora un'eccellenza rispetto ad altre zone d'Italia, però diciamo che per esempio nelle scuole il grande lavoro che è stato fatto in questi anni, anche grazie ai fondi PNRR e ai fondi che lo Stato ha assegnato, anche se poi di contro lo Stato continua a togliere risorse alle province e anche in parte ai comuni con questi fondi perequativi. Questa sarà anche una domanda che vi farò proprio dopo. Con questi fondi perequativi che sembra sempre debbano salvare qualcuno, ma alla fine escono sempre dalle nostre tasche. Ma l'aspetto primario è che ci sono delle opportunità, per esempio nella parte delle scuole c'è il conto termico 3.0 che finalmente viene concesso nell'utilizzo anche agli altri enti, che consente di efficientare da un punto di vista energetico e quindi anche di costi di gestione gli istituti scolastici. Adesso ho proprio in questi giorni alcuni incontri per il mio comune, abbiamo già un progetto che riguarda tutte le scuole, in sostanza parlo del mio comune, ma è l'esperienza che poi vorrei portare eventualmente anche in provincia, un progetto complessivo da più di 10 milioni di euro, finanziato quasi totalmente con un contributo GSE, quindi stiamo parlando di possibilità che potrebbero garantire fin da subito, almeno in alcune situazioni, la possibilità di migliorare la qualità dell'ambiente scolastico e al contempo anche di ridurre i costi. Dopodiché, per quanto riguarda la viabilità, io stesso ho avuto modo di recente di partecipare ad alcuni bandi provinciali e devo dire che anche questa frammentazione di piccole opere, che però sono quelle più necessarie, sono quelle che i nostri cittadini chiedono in maniera più costante, la rotonda o il semaforo, credo siano situazioni che vanno non solo monitorate ma vanno riproposte. Al contempo però
anche rispetto alla manutenzione a me spiace, ma io vedo nel mio territorio c'è la necessità di intervenire con delle manutenzioni continue rispetto alle strade provinciali, cosa che non sempre si riesce a fare. E consentitemi anche di dire che ci deve essere un occhio in più rispetto alla sicurezza stradale. Questo perché da sindaco io sto cercando di agire per le mie strade di competenza, ma deve esserci un accompagnamento da parte della provincia. Al di là della rotatoria o dell'incrocio deve essere messa in sicurezza ogni singolo utilizzatore di quella strada, sia chi è in auto, in camion e sia chi è in bici. Tra l'altro strade provinciali che spesso, per non dire sempre, sono anche le vie primarie di trasporti su ruota e quindi sono sollecitate dal passaggio di camion. Ripeto, io torno sempre ai miei esempi che vedo vicino a casa mia, certo. Ma ci sono grossissime aziende sia di logistica che di industriali che hanno un afflusso enorme di camion, utilizzano le nostre strade provinciali, quindi quando prima parlavo di messa in sicurezza è soprattutto nei centri abitati, laddove le strade provinciali intersecano invece le strade comunali, che ci deve essere ancora maggiore attenzione e maggiore collaborazione. L'ultimo punto, e poi per carità insomma nello specifico potremo entrare anche un po' meglio, è legato all'aspetto ambientale. Io credo che ognuno di noi si renda conto che la qualità dell'aria e dell'acqua che noi vediamo nei nostri territori sia scaduta tantissimo. Ce ne accorgiamo costantemente, non serve neanche più il bollettino ARPAV che ci dice che l'aria è inquinata o che ci dice che l'acqua è inquinata. Fino a qualche tempo fa si poteva pescare nei fiumi, adesso è impossibile, è impensabile. Anche su questo tipo di azione noi abbiamo visto nel nostro piccolo, io parto sempre dall'esperienza diretta che ho avuto io, insomma 7 anni da sindaco, qualcosa che ho visto, più altri 10 di amministrazione prima, ormai 17 anni sono un vecchio della politica, ma diciamo che da questo punto di vista la necessità di utilizzare il più possibile le aree che non possono essere usate per null'altro, anche solamente per le piantumazioni arboree, anche solamente per la realizzazione di ampi spazi verdi, questo ci permette di limitare l'effetto dell'inquinamento atmosferico. Dopodiché, per carità, sembra che il problema in Veneto, e questo parlo legge della Regione Veneto, sia i paevi, mi permetta di fare un sorriso leggero, perché adesso che un partito che ha il suo presidente che va ad inaugurare tutti i panevi in regione approvi però una legge che dice che non si possono fare i panevi, mi fa un po' sorridere, ecco. Però l'attenzione rispetto seriamente all'ambiente, ma soprattutto all'aria e all'acqua devono essere primari. Quindi ambiente, scuola e strade. Donadelle. Allora, c'è da ricordare un paio di dati. Certo. Provincia di Treviso stiamo parlando di una popolazione di quasi 900.000 abitanti, stiamo parlando di 2.400 chilometri quadrati, stiamo parlando di 1.200 chilometri di strade provinciali. Dal 2016 ad oggi sono stati investiti, grazie all'amministrazione Marcon, sono stati investiti e intercettati 290 milioni di euro. 180-190 sono stati destinati a quelli che sono gli istituti scolastici, un altro centinaio per quanto riguarda la viabilità. Dal mio punto di vista, che poi si lega anche al discorso che facevamo prima in merito ai valori da trasmettere ai ragazzi in modo tale che non compiono poi degli illeciti o non si ritrovino nelle strade, quello che può fare la provincia per gli strumenti che ha, io investirei anche molto su quelli che sono i compendi sportivi all'interno degli istituti. Sport come veicolo di crescita, di valori importanti, di gioco di squadra, di saper perdere, saper confrontarsi con il giusto spirito con i propri compagni. Quindi investire di più sui compendi sportivi che, oltre a dare un servizio, creiamo e cresciamo anche dei giovani con dei valori più forti. Poi, per quanto riguarda le strade, sì, concordo con quello che dice anche Dorighetto, c'è da investire di più per quanto riguarda la sistemazione delle strade provinciali, ma anche per quanto riguarda la manutenzione di quello che è il verde pubblico che può essere manutentato magari con una programmazione più puntuale che diciamo
è vittima anche dei cambiamenti climatici, perché ci troviamo delle stagioni particolarmente piovose dove il verde è particolarmente rigoglioso, delle stagioni più secche, ma con una manutenzione più puntuale anche di quello che è il verde creiamo anche maggiore sicurezza e lavoriamo anche per quanto riguarda quelli che sono poi gli abbandoni di rifiuti. Poi una cosa che secondo me dobbiamo puntare di più, proprio perché la provincia deve essere al fianco dei sindaci, deve essere quel punto di riferimento per i tanti sindaci, ricordo che sono 94 i sindaci su tutto il territorio provinciale, oltre a quella che è la stazione unica appaltante dove i comuni si possono appoggiare per i vari bandi, che da questo punto di vista la provincia ha fatto un grande lavoro, ma anche un appoggio a tutti i settori. Faccio un esempio. Mi sono trovato io in prima persona a dover progettare, a dover portare avanti quella che è una pista ciclopedonale e ti ritrovi l'ente provinciale che ti dice di fare tutta una serie di prescrizioni, tutta una serie di documentazioni, tutta una serie di atti o di opere, certo, che fanno aumentare il costo di quell'opera. Allora io dico, o aumentiamo quelli che sono le risorse da dare ai comuni, oppure li aiutiamo con le competenze tecniche, con gli uffici, perché ricordiamo che i comuni hanno grosse difficoltà dal punto di vista del personale e molte volte portare avanti quello che è un semplice lavoro pubblico con tutti gli iter burocratici che bisogna seguire diventa difficoltoso, quindi dare maggior supporto ai comuni in tutti i settori. Ecco, io ho visto sullo schermo prima il nostro Christian Arboit, vediamo se riusciamo a rivedere, perché torniamo a Motta di Livenza, abbiamo parlato di un incendio vasto, adesso invece parliamo di un fatto di cronaca, un litigio violento, una bottigliata in testa, se non sbaglio ed è grave, un 39enne, vediamo Christian, buongiorno. Buongiorno di nuovo Daniela, un'aggressione in piena regola poco prima delle 20 all'interno del Bar Sport che vedete qui alle mie spalle. Siamo in via Roma, Motta di Livenza, ci siamo spostati qui io e Nicoletta Rizzetto dopo aver documentato il rogo devastante in zona artigianale. Ieri sera, poco prima delle 20, in questo bar è entrato un cittadino italiano di mezza età che brandiva una bottiglia che ha spaccato in testa ad un cittadino bengalese di 39 anni. Ignoti i motivi del gesto, stanno indagando i carabinieri. Quello che è certo è che all'interno del locale, in quel momento, abbiamo parlato con la titolare che però non se la sente di portare la sua testimonianza ai microfoni, all'interno del locale c'erano 4-5 avventori, quindi l'italiano si sarebbe accanito sul bengalese anche in tempi molto rapidi, quindi all'inizio non ci sarebbe stato nemmeno un diverbio, quindi un'aggressione brutale con questa bottiglia che gli è stata spaccata in testa. Immediati i soccorsi, sul posto è arrivato anche il soccorso del Cafoncello, l'uomo è stato portato chiaramente in ospedale. La situazione ieri sera sembrava molto più critica, poi nel corso della nottata con il passare delle ore è migliorata. Possiamo dire che il soggetto in questione, che il bengalese in questione è fuori pericolo di vita e chiaramente si attende l'esito delle indagini che sono state affidate ai carabinieri che già hanno sentito i primi
testimoni, quindi bisognerà fare luce su questa aggressione che poteva avere anche delle conseguenze ben peggiori. Abbiamo sentito anche delle voci dei residenti questa sera nel corso del nostro telegiornale, manderemo in onda tutto quello che abbiamo raccolto questa mattina. Però insomma Daniela, quello che va detto è che le indagini proseguono senza sosta, anche per capire il movente di quello che sembra un regolamento di conti. Per il momento è tutto da Via Roma Motta di Livenza. Con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto. Parlavamo prima proprio di violenza non all'interno delle scuole, qui all'interno di un locale, però insomma un atto che poteva avere conseguenze ben più gravi, lo avete sentito. Fra l'altro dentro c'erano anche altri avventori, quindi situazione sempre molto difficile. Tornando però alle province, parlavamo prima di, inizio adesso da Marco, la questione risorse, sempre meno risorse, quindi con una difficoltà importante nel portare avanti determinati interventi. Sì, le risorse ovviamente sono limitate, parliamo di un bilancio che supera i 100 milioni di euro, dove più di 40 vengono versati allo Stato, che poi in parte ne restituisce una ventina scarsi nel corso dell'anno. Ecco, noi chiediamo che quelle risorse lì ci vengano lasciate direttamente, in modo tale che possiamo lavorare direttamente noi sul territorio. E poi bisogna lavorare, come è stato fatto anche qui negli ultimi anni, bisogna continuare a lavorare per cercare di reperire più risorse possibili. Collegandomi un po' anche al servizio appena visto, altro punto che potrebbe portare avanti la provincia nei confronti poi anche di richieste nei confronti della regione, allora diciamo una cosa, la sicurezza non è una competenza della provincia, però anche dal punto di vista assunzionale la provincia non ha problemi da questo punto di vista. E perché non ripristinare, non mettere in atto quella che è la polizia locale? Perché non chiedere alla regione che ci vengano date delle risorse in modo tale da poter investire nell'assunzione e mettere in piedi quella che è la polizia locale, che può essere utile e serve sicuramente per la sicurezza stradale, ma è un presidio in più sul territorio, un occhio in più sul territorio, che fa aumentare anche quella che è la percezione di sicurezza di tutti i cittadini. Quindi questo potrebbe essere un altro punto da portare avanti in collaborazione con la Regione. Luca Durighetto. Sì, beh, come diceva giustamente Donadel, le risorse, lo dicevamo già in apertura, le risorse per gli enti pubblici locali sono sempre più in diminuzione e riduzione, quindi è chiaro che un po' come si ragionava qualche giorno fa con qualche mio collega, il tema di fondo è quello di riuscire ad avere idee che non per forza contemplino un aumento di spesa. Poi è chiaro che nell'efficienza di spesa qualcosa si può trovare, abbiamo visto, c'era l'articolo l'altro giorno sul giornale, 8 milioni di euro, che sembrano una cifra enorme, ma se facciamo i conti divisi per il numero di paesi, per il numero di chilometri o per i tipi di servizi che dà la provincia, sono effettivamente esigue. Però anche lì, come ognuno di noi a casa nostra, ma come un qualsiasi imprenditore nel proprio settore lavorativo, sa che con le poche risorse o riesce ad investirle e quindi a fare in modo che ci sia un moltiplicatore, per cui il risultato è molto superiore rispetto a quello che lui investe, altrimenti è il caso di fermarsi un attimo e di ragionare. Io parto da una piccolissima esperienza, torno sempre lì. Noi l'anno scorso nel mio comune siamo riusciti a fare un'opera, l'opera più costosa che sia mai stata fatta a Zero Branco, e al contempo a ridurre l'addizionale IRPEF comunale per i miei cittadini. Quindi siamo riusciti a fare un'opera grandiosa, tra l'altro lungo una provinciale, in autonomia, assieme a una collaborazione nel nostro caso con Veritas, perché ci sono delle realtà che possono collaborare per andare a ridurre i costi effettivi totali e al contempo però a ridurre la tassazione locale. È chiaro che questo è un esempio che io porto basato sulla mia esperienza, però se noi ci pensiamo ci sono tante situazioni che potrebbero essere sviluppate in questo modo. Faccio due esempi veloci. Il primo, si parlava appunto adesso di sicurezza eccetera. Noi
nel nostro piccolo, abbiamo attivato un progetto che si chiama Adotta una telecamera. Perché non potrebbe farlo la provincia? In sostanza un gruppo di cittadini o una pubblica amministrazione decide di installare delle telecamere, di acquistare delle telecamere, e poi il controllo di queste telecamere viene svolto da un ente superiore. Nel caso del comune lo fa il comune, nel caso della provincia potrebbe essere fatto dalla provincia. Questo consente di avere un numero di occhi H24 sempre attivi sul territorio ad un costo sostanzialmente poco più di metà rispetto a quello che io avrei se andassi ad acquistare la telecamera, far tutto e installarla. E questo darebbe anche la possibilità, noi l'abbiamo fatto nel nostro territorio, di mappare le aree dove c'è una maggiore sensibilità rispetto al problema, per esempio, dei furti, al problema, per esempio, degli incidenti o ad altri problemi di questo tipo. E l'altra cosa, invece, su cui io mi riallaccio a quello che è stato detto poco fa, su cui io vorrei puntare seriamente, è una collaborazione ancora maggiore con l'ordine degli psicologi e degli psichiatri, perché noi nel nostro piccolo, nel nostro territorio, abbiamo attivato un sistema di non tu hai bisogno di uno psicologo, vieni in comune, ma al contrario di monitoraggio, per cui gli psicologi che noi avevamo, con cui avevamo la collaborazione in comune, chiamano a casa le famiglie, secondo target, e vanno a intercettare, dopodiché ci dicono guardate che nella vostra comunità c'è una devianza superiore per le persone, per esempio, over 70, dove c'è una situazione di solitudine che può comportare questo. Intervenite su quell'ambito lì. Questo lo dico perché, oppure per i ragazzini, guardate che nella fascia 10-13 li state perdendo, agite subito su questa fascia. Questo lo dico perché, come si diceva prima, costa sempre meno intervenire in prevenzione piuttosto che intervenire ex post. Siamo quasi al termine, vedo, quindi velocissimi. Che cosa? La cosa che farebbe per prima proprio se fosse eletto presidente della provincia di Treviso? Allora, ce n'è un'altra che rientra tra le priorità, anche che riguarda comunque anche sempre la provincia, che è la mobilità. Okay. Allora, non posso pensare che ci siano dei comuni, soprattutto i comuni al confine, che vengono serviti da vari operatori, cioè ricordiamo qui abbiamo la MOMA, ma ci sono anche altri operatori che insistono nella provincia di Treviso e pertanto questi cittadini che abitano in questi comuni di confine si ritrovano con un disservizio o con non avere determinate agevolazioni. Bene, una delle prime cose sarà anche quella di andare a parlare con la Regione per fare in modo che riveda questi bacini territoriali, okay, in modo tale da dare omogeneità e un servizio omogeneo in tutta la provincia di Treviso. E poi, come ho detto prima, investire in quelli che sono i compendi sportivi e la vicinanza soprattutto ai sindaci e alle difficoltà che oggi come oggi hanno i comuni nella gestione del personale e nel reperimento di competenze tecniche per portare avanti le progettualità. Una cosa che farebbe? Subito tempo zero, gli 8 milioni di euro di avanzo, investirli immediatamente sulla sicurezza stradale, perché in una provincia di eccellenza come quella di Treviso non è più tollerabile che ci siano incidenti mortali lungo le nostre strade. Questo non è più purtroppo gestibile. ricordiamo che abbiamo aperto il telegiornale con l'ennesimo mortale a Pederoba, purtroppo lo ricordiamo, una anziana travolta da un mezzo della Contarina. Questo dunque è tutto, io purtroppo sono costretta a chiudere perché siamo arrivati... Possiamo fare una cosa, visto che abbiamo parlato dei ragazzi che dobbiamo educarli tutto. Ci possiamo dare la mano perché... Ma ci mancherebbe. Siamo anche coetanei. Diamo l'esempio. L'esempio, insomma... Siamo coetanei e abbiamo ragazzi anche noi, quindi... Una stretta di mano, 1° febbraio ovviamente queste elezioni, subito dopo ci sarà il Presidente e poi la nomina dei vari consiglieri. Ringrazio davvero Luca Durghetto per essere stato con noi, ringrazio Marco Donadella anche per essere stato con noi. Grazie a voi dell'invito. In bocca al lupo per entrambi. E viva il lupo! Esatto. Vi ricordo questa sera la nostra trasmissione Ring, gli ospiti Roberto Marcato, Nicolò Rocco Azione, Antonella Tocchetto Partito Democratico, Stefano Valdegamberi della Lega e poi alle 22:25 Paolo Aroma, assessore sociale regionale, Regione Veneto, Tommaso Todesca Codacons e Valentina Bettina Feder Casalinghe. Siamo arrivati al termine, vi ricordo poi la nostra programmazione, quindi continuate a seguirci e ringrazio i nostri registi Simone Merlo e Marco Gagliazzo. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.